Buonasera a tutti dalla vostra Ines Cantaburlo e bentornati a Call Center Cortesia, rubrica dedicata a tutti i disperati che non sanno con chi sfogarsi, allora mi chiamano me. E c'è già qualcuno in linea stasera, pronto? Pronto? Sì, Pronto? con chi parlo? Ciao Ines, ciao, mi chiamo Amira. Amira, che nome particolare, sei straniera di origine? No, sono nata in Italia, è che i miei genitori mi hanno chiamata così in onore del posto in cui sono nata. Amira! Amira, Pensa, bellissima. che storia strana, e non sei neanche all'ospedale Amira, che sei al doio, come avete fatto a Amira? Infatti mi stavano portando ad Ollo, ma mio papà non ha fatto in tempo ad arrivare all'ospedale e si è fermato a Amira con l'auto e sono nata lì, così mi ha chiamata Amira. Pensa, per fortuna non si è fermata a San Brusolo, se no sento che brutto. Infatti. Dimmi Amira, qual è il tuo dubbio tesoro, dimmi. No, volevo chiederti, secondo te qual è il segreto per andare d'accordo col proprio partner? Beh, guarda, caschi proprio a fagiolo. E prima stava leggendo un saggio di un grande poeta britannico, non so se lo conosci, Frank Perseghetti. Ma dai, veramente Frank Perseghetti? Sì, conosci? Ma Frank Perseghetti, lui? Sì. No, mai sentito. Ah, mai sentito? Beh, ad ogni modo lui descrive il segreto per andare d'accordo con la coppia nel suo saggio, Cagnetti, si chiama il saggio. Sei pronta? Ti lascio questa immagine. Fammi vedere. No, te adesso ti devi immaginarti, è un libro. Ok. Allora. Sì. E vidi quella donna al parco col suo cane vivere la gioia vera del rapporto con l'essere umano. La stessa gioia si vedeva riflessa in il volto del cane. Nel gioco lei lanciava lontano al parco le palline che lui riportava a lei con impegno, divertito, senza abbaiare e instancabilmente pieno di gioia. Hai capito? Scusi Ines, mi comprerò sicuramente il saggio Cagnetti. Sì. Ma non ho ancora capito il segreto della coppia, mi scusi. Mi pare abbastanza ovvio, cioè, perché il rapporto di coppia vada bene basta che l'uomo si comporta come un cane e la femmina come una padrona. Cioè, è la femmina che ha da farlo giocare con le baette e io così che basta obbedire, sta muto e non sbaglia mai. Ah, grazie Ines, hai capito? Adesso è tutto chiaro, grazie. Grazie a te per aver chiamato e ci vediamo Amira. O anche al doio.